Un saluto sempre da parte mia, cioè di Giuseppe Vecchiorre, e facciamo questo fine settimana il tempo come sarà. Partiamo che da oggi già arriverà l'alta pressione sull'Italia e quindi diciamo che il tempo incomincerà ad andare un po' meglio rispetto agli altri 3 settimane, insomma. Anche se il sud sarà ancora un po', diciamo, inguaiato, come dico io. Comunque, partendo da oggi bel tempo quasi in tutta Italia. Solo a sud, diciamo, Italia è un po' instabile. Poi ovunque sarà bel tempo, sarà soleggiato comunque. Domani bel tempo su tutta, diciamo, il centro-nord. A sud tempo instabile, cioè può piovere, può capitare che ci sia il sole, schiarite, quindi al sud Italia sarà così. E anche per domenica la stessa cosa, ragazzi. Diciamo al centro-nord bel tempo e al sud sempre instabilità, diciamo ancora forte. Ci saranno ampie schiarite, pioverà, uscirà il sole, diciamo il tempo è un po' pazzo come dico io. Sulla Sardegna è uguale bel tempo, quindi ragazzi un fine settimana che sarà diverso dalle altre volte. Di solito dicevo sempre piove, 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 stavolta è cambiata un po' la situazione, sperando che mantenga così. Sì, sì, Anna, qua siamo sempre condannati a finale. Il Sud Italia. Eppure di solito prima non era così. Prima sempre al nord pioveva, qua stava il sole, ma è cambiata la situazione. Mo' a nord ci sta il sole, qua piove. Io mi ricordo gli altri anni, diciamo scorsi, se divi le previsioni, sud 40 gradi, nord piove. Si è invertita, è fatto il cambiamento climatico, qua l'abbiamo fatto noi. L'inversione dei poli l'abbiamo fatta noi, il sud è andato a nord e il nord è andato a sud. Comunque ragazzi, a finale penso che non sarà proprio stabile, nel senso che pioverà forte, saranno forse pioverà un po', uscirà. Addio mare, mamma mia, Anna. Io ce l'ho qua a 2 metri, qua il mare, non ci posso andare. Io di solito già, diciamo, il 1° di giugno, che sarebbe domani poi, avevo fatto già dei bagni. Sto al 1° di giugno, non ho fatto neanche un bagno. Eppure il mare io mi affaccio, lo vedo da casa, eh. Quindi per arrivare al mare non ci vuole proprio niente. Devo prendere l'auto, 3 minuti, sto sulla spiaggia. Se voglio andare in piscina, lo stesso di qui dove abito io. 1 chilometro con la macchina, ci sta la piscina, entri, paghi 6 euro mezza giornata, si vuoi fare la mattina e il pomeriggio, ti metti là e buonanotte. Eh sì, lo so, in Sicilia, ho visto che ha fatto anche una scossa di terremoto a Catania, sì, l'ho visto. Diciamo l'Etna è bello tutto, è il simbolo della Sicilia, però fa paura sempre al finale. Meglio l'acqua a sto punto, poi. Quindi ragazzi, vi auguro un buon fine settimana. Quindi quelle del centro e del nord state tranquilli, potete andare dove volete. Quindi questa è la volta buona che andate a qualche parte. E invece noi del sud dovremo stare col chi va là. Esco o non esco. Speriamo che, vabbè, a finale a me o piove, non piove ragazzi, esco lo stesso, quindi non mi importa. Forse non posso stare quando, però a finale si esce sempre. È solo che questi panni che abbiamo addosso, gli abiti, cioè io ho ancora quelli invernali. Ancora non posso fare il cambio. Come faccio il cambio? Qua all'improvviso viene a fare freddo, poi comincia a fare caldo. Cioè deciditi, così uno incomincia a vestirsi in una certa maniera. Io di questi periodi stavo già con gli zoccoli in maglietta. Dai, mo. Ora adesso quando scendo mi pare che sto a ottobre. Giubbino, scarpe pesanti, la tuta quella là felpata, la maglietta felpata.
E qua sto a Salerno, non è che sto, diciamo, a Milano. A Milano ci sta pure che fa freddo, a nord ci sono in Piemonte, ci sono stato, quindi so che là fa freddo pure prima mattina. Io stavo a Carmagnola, mi ricordo a Torino. La mattina quando scendevo, mamma mia, era un gelo proprio. Le piante le vedevo, poverine, erano congelate. Dici, ma è davvero una cosa allucinante che io qua non ho mai visto. Neanche nel mese di gennaio l'ho vista, questo qua a Salerno. Quindi qua abbiamo qualche nevicata, proprio un miracolo, proprio qualche volta. Ma di solito qua è sempre sole, anche se ultimamente non male tanto. Vabbè ragazzi, buon caffè a tutti, diciamo così che è meglio. E ci vediamo per qualche cosa sempre del sud, ragazzi. Perché è vero che noi mangiamo in modo diverso. Perché noi non è perché dobbiamo mangiare, perché a noi piace mangiare, che è diverso. Ciao a tutti ragazzi, grazie a tutti sempre